Federica Vedova, voi avete molte donne, è un settore, quello dei trasporti, perché precisiamolo, magari giustamente la sigla non è chiara a tutti. Settore dei trasporti, un settore difficile per lavoratori maschi, e lo sappiamo, perché tante volte subiscono soprusi, abusi a parte di fruitori dei servizi, soprattutto in certi orari, quindi è un ambito delicatissimo. Immaginiamo poi donne non solo nei confronti della clientela, che è sempre una clientela un po' difficile, ma anche a volte dei colleghi. Ecco, cioè si innescano ulteriori meccanismi. E qui apriamo il capitolo lavoro, professione, quindi. Infatti il tema della violenza nell'ambito del lavoro è soprattutto un tema che si concretizza nelle molestie e lì c'è un po' un intreccio, insomma, rispetto agli argomenti che abbiamo toccato, perché c'è la questione della responsabilità, la questione della certezza del percorso, la questione del denuncio, non denuncio e se denuncio cosa succede, la questione anche della fragilità, sia del riconoscimento di quello che è accaduto, ma sia anche, come dire, del riconoscimento del contesto collettivo rispetto a questa cosa, a questa situazione. Come strumenti noi da un punto di vista sindacale proviamo a come dire, diffondere una cultura che sia innanzitutto rispettosa della dignità delle persone, uomini e donne, e proviamo a concretizzarla con gli strumenti che ci sono propri, che sono quelli degli strumenti contrattuali. Gli strumenti ecco, perché esatto, la prima cosa che viene in mente, fai parte di una struttura aziendale più o meno articolata, eccetera. Succede questo, uno dice, beh, prova ad andare, prima che andare dall'avvocato, vai dal sindacato dove è presente, cioè, ma l'altro sindacato può darti degli strumenti, oltre che dire esiste l'avvocato che però diventa il momento operativo, penso, oltre che di supporto. Sì, è forse l'ultimo passaggio, diciamo così, sia l'aspetto cioè legale che l'aspetto ovviamente psicologico. Che cosa può fare concretamente un Beh, innanzitutto se c'è la presenza reale di un delegato sindacale, di una delegata sindacale, c'è tutto un percorso che si può attivare nei confronti ovviamente dell'azienda, perché in Italia non c'è... Ma è rischioso per il lavoro? Vi spiego, in Italia non c'è una legge sulle molestie sessuali in ambito lavorativo, si fa ancora riferimento alla normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per cui anche qui vediamo l'inadeguatezza poi degli strgomenti veri che abbiamo a disposizione. Fantastico. Però cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare ovviamente gli strumenti di tipo sindacale. Allora, siccome la persona comunque ha subito come dire, un evento non corretto, può non solo rivolgersi all'organizzazione sindacale a cui aderisce, ma può anche direttamente, se non ci fosse l'organizzazione sindacale, andare dal responsabile legale dell'azienda, che poi è lui in ultima istanza che potrebbe essere chiamato a risponderne in tribunale nel momento in cui partisse un'azione di tipo legale della vittima, a chiedere appunto che questo comportamento cessi. Ovviamente questa cosa è una cosa, come dire, non scritta, è una cosa che dipende un po' dall'intelligenza o diciamo così dalla qualità delle risorse umane che possono essere presenti in quell'azienda. Per cui da un punto di vista sindacale noi dobbiamo assolutamente promuovere il più possibile delle regole che siano come dire, un'assunzione di responsabilità da parte delle singole aziende rispetto al tema, alla lotta contro le molestie e al tema appunto della discriminazione nei luoghi lavorativi. Mancano delle leggi al riguardo? Mancano delle leggi, noi abbiamo dei contratti nazionali che richiamano il tema ovviamente delle molestie sessuali, così come del mobbing, altro elemento che non è ancora legge, e poi abbiamo delle aziende che per scelta decidono di fare dei codici di condotta. Dentro questi codici di condotta noi possiamo darci delle regole, che sono regole condivise, che sono la certezza della tutela della vittima, la certezza del percorso di individuazione, di valutazione della situazione, della gravità della situazione e soprattutto la certezza che quella vittima che ha avuto il coraggio di denunciare, sono ancora pochissime, al sindacato arrivano pochissime denunce,
ma che quella persona che alla fine riesce a trovare la forza di denunciare non diventi vittima la seconda volta, magari perché è lei che viene spostata, per esempio trasferita in un altro ambito lavorativo, e il carnefice rimane lì perché magari è un dirigente, perché magari insomma è un soggetto che ha un potere diverso. Poi lei mi sta parlando di aziende strutturate, quando poi sappiamo, io immagino già chi ci ascolta, ovviamente che dice, le aziende artigiane, piccole e medie realtà del nostro o le territorio, cooperative o il mondo della cooperazione, assolutamente sono fuori sì. da questi ambiti, quindi è un altro problema. Esistono però delle figure, insomma esistono comunque al di là della, come dire, della presenza o meno del sindacato, anche nell'azienda con pochissimi dipendenti, all'esterno in ogni provincia dovrebbe esserci la consigliera di parità provinciale o la consigliera di parità regionale, che sono figure istituzionali nominate dal Ministero del Lavoro e dal Ministero delle Pari Opportunità, anche se come dire non esiste da un certo punto di vista più, che hanno il compito proprio di intervenire nei casi di discriminazione, e la molestia è un caso chiaro e concreto e reale di discriminazione. Donna Bettella. Sì, poi noi abbiamo anche costruito proprio un manualetto ad uso dei nostri delegati perché possano dare una mano alle donne vittime di molestie o comunque che possano essere accoglienti rispetto a una denuncia, perché quello che abbiamo riscontrato è che non succede. Fanno molta fatica le donne a denunciare le molestie nei luoghi di lavoro. Ma perché rischi di perdere? Perché rischiano, beh, se è il loro capo o il loro superiore rischiano, no, di non essere credute, oppure perché poi anche rispetto ai discorsi sentiti prima, insomma, di solito quando una donna denuncia c'è sempre chi dice beh se l'è voluta, sì. No, o ha provocato, già ce l'hai cercata, no, ha provocato e quindi la difficoltà nasce anche molto da questo. Se è un collega di lavoro lo stesso, c'è tante volte l'omertà degli stessi colleghi maschi e anche delle colleghe donne, perché poi scattano in queste situazioni tutta una serie di vissuti, no? Personali che ognuno si porta dentro rispetto alla violenza e alle molestie. C'entra l'erotismo, c'entra la sessualità, c'entrano cose profonde, no, di ognuno di noi, e per cui non è facile, non è assolutamente facile. Una cosa importante. Ecco, Rosanna Bettella mi ha un po' accennato, ha dato l'aggancio, l'assist per l'altra questione, parto con l'assessore e poi vi agganciate tutti. Sì. Ambito di lavoro abbiamo visto che c'è stata questa escalation di denunce pubbliche, perché non ufficiali, di donne che nell'ambito del mondo dello spettacolo in senso lato, perché vabbè parliamo di registi televisivi, produttori televisivi, però da là è stata l'apertura, adesso sembra anche mondo della politica e quant'altro istituzionale, di donne che hanno subito molestie, violenze in anni passati, e adesso sta venendo fuori tutto, non tutti però si rivelano. Cosa ne pensa, Assessore, anche come ambiti professionali, perché le due sindacaliste un po' hanno tirato fuori questo aspetto. Su quello che sta succedendo oggi a livello nazionale e internazionale ho una mia visione, cioè mi sembra molto di occasione mancata, di occasione persa, perché di fronte a un fatto assolutamente positivo, cioè il fatto che delle donne abbiano trovato il coraggio di denunciare, le modalità attraverso le quali vengono fatte queste denunce danno adito a troppi dubbi. E quindi una cosa che poteva essere dirompente, devastante, poteva creare cultura, poteva costringere i governi a rivedere la normativa, poteva costringere ognuno di noi a rivedere certe posizioni. O il porco a non fare più il porco, no? Come in quel caso. No, ma infatti, cioè, le modalità, cioè anche il fatto che tutte queste donne vadano alle Iene piuttosto che andare in procura dei carabinieri a denunciarlo, e poi le Iene fanno un altro servizio dove cercano un po' di riparare, cioè a un punto il telespettatore dice ma è vero, non è vero, non capisco. Poi certi elementi che vengono messi, per cui o facevo quell'azione o la mia carriera poteva avere un altro percorso.
Cioè io adesso lo so che è difficile, però l'etica è etica. Cioè, io da politico ho avuto miliardi di occasioni, ma la mia etica mi impone di dire di no a certe situazioni, non so come dire. Certo che ho avuto un percorso tortuoso, molto più difficoltoso, perché non avendo poi dei natali aristocratici, non avendo coperture politiche sulla natura, però insomma di fronte alla scelta e alla prospettiva di una carriera tu devi sempre anteporre la tua dignità. Dopodiché io francamente i colleghi maschi non li capisco, cioè adesso io sono anch'io un essere umano maschio normalissimo, ma quando è no, non so come dire, ma adesso ho capito, ti ha provocato, è venuta con tutta la lingerie possibile, ho capito, ma se dice no, è no, punto. Cioè, o questi migliaia di anni di evoluzione non hanno lasciato nessun elemento significativo, oppure io non capisco. Cioè, e ritorniamo alla ma cos'è sta roba? No? Cioè, ti ha provocato, ti ha invitato a casa sua, benissimo, ci ha ripensato. Perché può essere, ci ho ripensato, ormai a testa, no, non dire dove stare, no, ok, mi spiace, ciao, ci vediamo un'altra volta, punto. No, no, perché tu mi hai provocato. Ma cosa vuol dire? Cioè, sono cose su cui non dovremmo neanche discutere, non ci possono essere attenuanti né culturali né giuridiche. No e no, punto. Dopodiché, nel mondo del lavoro, io da sempre ho avuto staff, quasi sempre per la totalità fatti di donne. Perché secondo me lavorano molto di più e molto meglio dei maschi e fanno anche meno casini dei maschi. I maschi con un minimo raffreddore bisogna chiamare l'ambulanza, no? Le donne sappiamo che non sono così e sono molto più, ti mettono nelle condizioni di fare molto meglio il tuo lavoro. Però anche là io mi sono dato un mio codice comportamentale. Io non mi permetto neanche di dire stai bene oggi con questo taglio di capelli, cioè zero. Non ho mai fatto una battuta, e sì che mi diverto a fare battute su tutto, chi mi conosce lo sa, mai fatto una battuta a una mia collaboratrice che abbia anche minimamente sfiorato un carattere erotico sessuale. Mai. Un po' perché lo trovo rispettoso della figura della professionista e un po' perché non voglio mettermi nelle condizioni di essere frainteso o che questa possa essere usata, mal capita. Sta al posto tuo, mi fa l'assessore, le battute, signorina, la trovo bene, che gambe, perde, fare al bar, non lavoro, è un'altra cosa, essere seri, non capisco io, ma vedo qua il collega che arriva, l'assistente di turno, te bave a bocca, posso sì, ma moglie ha fatto lavoro, ma dico, ma che quantità di ormoni hanno sti uomini? Non capisco. Capisco a 16 anni, no, sei uno spermatozoo vivente, sei così, ma dico a 40-50 anni, cosa saghetto, cioè sta qui io tutto il giorno, ma te anche il tempo per pensare, anche Weinstein. Cioè, ma dove trovare il tempo per questa roba qua? Ma sei ammalato? Cioè, ma fatti curare. La psicopatologia in quel senso, no? Le parafilie. Però cominciamo anche dalle piccole cose. Cioè, tu, assessore, fatti gli affari tuoi. Fa l'assessore. Non serve che devi fare la battutina sulla coscia della segretaria. Non farle. Non serve. Qua ci inneschiamo un altro meccanismo. Il limite, perché io parlando poi con uomini, quindi dall'altra parte, questa osservazione ecco l'ha detto sì, però allora capita spesso che magari l'imprenditore si è messo con la segretaria, il politico con l'assistente, perché il corteggiamento, allora andiamo a negare tutto un ambito di qual è il limite tra lecito e illecito, la battuta che è lecita, quella che invece non è il caso di fare, oppure l'eticità di una persona dovrebbe attenersi, eccetera. Fai a meno di farle. No, questo è chiaro pensiero dell'assessore, poi sentiamo la dottoressa Mosca cosa ne pensa. Sottoscrivere, se c'è mezzo dubbio non farlo, no? Però se fosse che il dubbio non c'è, anche solo perché è equivocato, perché capita, è umano, bisognerebbe riconoscere, come dire, la liceità delle avance, perché il mondo esiste, perché ci sono rapporti fra uomini e donne, dove una persona può fare la battuta e l'altra la recepisce. Il problema diventa quando nella linea di mezzo tra quello che è considerato eticamente lecito da tutti è quasi una galanteria, permetterei di dirlo sotto questo punto di vista, e la violenza sessuale, la molestia sessuale, atti di
efferatezza psicologica, pressioni forti. In mezzo, in questo limbo, ci stanno quelle che potremmo chiamare delle avance esuberanti. Ecco, in quel momento preciso dovrebbe esserci la capacità della donna di alzarsi e di dire: guarda, stai capendo male, assolutamente non se ne parla. Molte lo hanno fatto, altre lo hanno dichiarato, e di dire un bel no a caratteri maiuscoli in grassetto sottolineato, se fosse la formattazione di un testo. Sì, ma anche noi lo sappiamo in realtà qual è la differenza. Non servono codici comportamentali. Cioè, no, stiamo dicendo aprire qual è. la porta all'assistente e farla salire, no, prima lei, farla salire, e dire che, mamma mia, che culo che è. Insomma, qual è essere normale, non capisce la differenza. Sì, la diversità sta nella relazione di potere. Il passaggio sta nel momento in cui la donna che riceve le avance è in grado di dire di no a uno strappo alla sua carriera e sceglie di tutelare le sue opportunità future e di essere soggetta a questa cosa. Cioè bisognerebbe avere il coraggio, è questo che mi piacerebbe, oggetto come dire di dialogo, di dire: forse pregiudicherò la mia carriera, forse se sto con quest'uomo, qualora mi faccia delle avance, otterrei delle opportunità che nella mia vita forse chissà quando mi capiterebbero. Ecco, invece in quel momento preciso, se non ti va, perché la premessa è quella, devi avere il coraggio di tirargli due ceffoni, se serve. Cioè di dire un bel no, garbatamente o meno a seconda delle evenienze. La sottile differenza per questa linea di limbo. Tutto il resto è illecito e l'illecito va trattato come tale. Una delle cose che le leggi recenti hanno fatto dopo il 2013 è stato ridare il diritto, per esempio, alla vittima di reato, se l'altra persona di questi reati è in custodia cautelare, ottiene delle modifiche degli arresti domiciliari, viene scarcerato, viene mandato un avviso alla persona affinché lo sappia. Ecco, questa è una misura corretta. Però è chiaro che tutte le volte in cui per denunciare un reato mi vengono dati solo 3 mesi, e sottolineo per i cittadini, non sono 90 giorni, sono 3 mesi. Per cui febbraio ha un peso diverso e magari marzo che non ha il 31, no? E così via. Cioè, giocano in modo diverso. Per il reato di violenza sessuale e di stalking, gli unici 2 di tutto l'ordinamento italiano abbiamo 6 mesi. 6 mesi, ecco. 6 mesi. Ma passano in un battibaleno. Se mi ha buttato giù dalle scale e io a pronto soccorso per sbaglio come vittima dico sono scivolata con le ciabattine, con l'infradito, di solito i medici capiscono che c'è qualcosa che non va per le modalità che vedono, per il tipo di lesioni che riscontrano e anche perché il racconto è spesso poco credibile. In quel momento preciso però io sto tacendo un fatto grave che quando domani venisse compiuto di nuovo un altro reato potrebbe fare da stampella al reato più grave. Cioè se oggi in Italia vengono uccise 100 donne in un anno, 100, non 2 o 10, 100 per queste cose, forse è anche perché non c'è il coraggio di denunciare o perché i tempi per denunciare questi reati sono scarni. Ecco. Io avevo già suggerito in passato di sfruttare, per esempio nel caso di stalking, quello, non dico stratagemma, ma quell'espediente che l'ordinamento ha messo a disposizione di fare una denuncia vera e propria con un ricorso e far sì che ci possa essere l'ammonimento del questore. Quindi la persona responsabile, svolte opportune indagini molto veloci da parte della polizia giudiziaria, ma in generale delle forze dell'ordine, chiamano l'asserito stalker, dopo aver fatto le verifiche, e gli fanno un predicozzo, gli dicono: guarda, riga dritto, perché se per caso non ti attieni alle regole del vivere civile, non rispetti questa persona, non stai lontano da lei, partirà il procedimento penale. A questo punto partirà d'ufficio anche senza querela. Cioè noi abbiamo una grossa distinzione in pratica tra i reati procedibili a querela e quelli procedibili d'ufficio, quindi basta una semplice denuncia. Se io vedo una rapina con i fucili a pompa dalla banca finché sto lavorando in ufficio, telefono al 112, 113, eccetera, parte in automatico, arriva la pattuglia e è una denuncia, non serve altro. Se invece subisco altri reati, devo fare la querela andando in un posto di polizia, in un commissariato, stazione dei carabinieri, comando della Guardia di Finanza, vigili urbani, e devo raccontare i fatti. Posso anche raccontarla soltanto in modo verbale e poi sottoscrivo. Ho il diritto che mi venga rilasciata una copia
e poi un domani ragionevolmente sarò chiamato a testimoniare su quello che ho dichiarato. Quindi questo passaggio è molto importante, Questo, perché altrimenti questo è un manca... passaggio molto importante, bisogna fare attenzione a non perdere mai queste copie delle querele, perché poi passano anni, i processi sono lunghi e ho il diritto di chiedere al giudice di essere autorizzato a consultare gli atti a mia firma. Quindi se io donna vado a testimoniare, in particolare donna, la regola ovviamente vale anche per gli uomini, posso dire: giudici, per favore, certi particolari non me li ricordo, mi consenta di guardare ciò che dichiarai quella volta. E il giudice può autorizzare questo passaggio in aiuto alla memoria. Ebbene, questo passaggio, se non viene fatto, è un semaforo rosso alle indagini. Quando in qualche processo emerge che non è stata sporta la querela o che è stata sporta dopo 3 mesi e un giorno o 6 mesi e un giorno, il giudice si alza e dice: alto, fermi tutti, impossibilità di procedere in questo procedimento. Lei lo dice per esperienza, tra l'altro, quindi questa non è una in un luogo procedere per difetto di querela, punto, finisce qui. No, questo è importantissimo. Dopo vi do nuovamente la parola. Anche adesso un attimo solo pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo qui. Anche volevo analizzare con le relazioni di potere, mi ha accennato, mi pare l'assessore, quindi anche la Rossana Bettella, relazioni di potere che si innescano sono un meccanismi anche psicologici che poi portano a determinate conseguenze. Torniamo tra pochissimo con voi.